A Palermo il partito sosta a sinistra, ma a Roma Casini ha deciso di svoltare a destra. Ma in politica tenere un piede in due scarpe paradossalmente diventa comodo, peccato che faccia male, provochi dolore agli altri. Così la scelta annunciata dal leader dell'UDC di avvicinarsi all'area guidata da Berlusconi ha innescato subito polemiche e reazioni. Il Partito Democratico, suo alleato alla regione a sostegno del governo Crocetta, si è fatto sentire sollevando il problema della tenuta della maggioranza. Non si è fatta attendere la controreplica dello scudo crociato. Il ministro Giampiero D'Alia, leader dell'UDC siciliana, tuona: non possiamo certo aspettare il congresso del PD o arriva un chiarimento entro 48 ore o siamo fuori dal governo regionale. La crisi sembra adesso alle porte, proprio in un momento particolarmente drammatico dopo l'impugnativa del commissario dello Stato. E anche ad Agrigento gli scenari potrebbero cambiare rispetto all'amministrazione Zambuto dopo il passaggio di alcuni consiglieri che hanno lasciato proprio l'UDC per andare ad ingrossare le fila dell'opposizione. Emblematiche le due ultime defezioni. Lui, Ennio Saieva, era il capogruppo dello scudo crociato, giocando d'anticipo rispetto a Casini si è indirizzato da tempo nella coalizione di centrodestra, quasi una sorta di precursore. Sì, devo dire che in questo caso ho avuto ragione io, sono stato precursore rispetto a Casini che negli ultimi 7-8 anni non è riuscito a fare una scelta di campo. Adesso diciamo c'è un tripolarismo più che un bipolarismo perché dobbiamo considerare la presenza di Grillo che esiste in questo paese e quindi la scelta che ho fatto io e che oggi penso sia stata la scelta giusta visto anche le parole di Casini di questi giorni, quindi quella di sposare l'idea di un centrodestra, di una casa dei moderati che possa dare però delle risposte serie a un paese che ha veramente bisogno di fatti concreti al di là delle parole, al di là degli schieramenti, al di là dei ragionamenti sulla legge elettorale. E un altro significativo spostamento avvenuto in tempi non sospetti riguarda il consigliere comunale Giuseppe Miccichè, approdato nel nuovo centrodestra di Alfano. All'interno dell'UDC non riuscivo ad avere un vero e proprio confronto politico e così da un'analisi effettuata soprattutto in relazione a quella che è la mia formazione politica ho condiviso e sposato il programma del nuovo centrodestra di Angelino Alfano. Adesso l'UDC al Consiglio Comunale di Agrigento si è sensibilmente ridimensionato e questo potrà un po' determinare nuovi equilibri rispetto all'amministrazione Zambuto. Assolutamente sì, ormai i consiglieri vicino all'UDC sono soltanto due. Sino ad oggi abbiamo così supportato la giunta e il sindaco per amore verso la città, però è chiaro che adesso valuteremo se non fare una più forte opposizione per risvegliare davvero l'attività vera della giunta e del sindaco verso la città.